Amici di Venezia Channel, non vi abbiamo abbandonato, naturalmente parliamo di Porco Mondo, questa importante iniziativa che avrà luogo qui all'Irise Pio X tra l'8 e il 12 novembre, quindi fra pochi giorni, e naturalmente vogliamo darvi delle pillole per, come dire, conoscere meglio queste 5 giornate di festival e anche per decidere quando venire, tutte meglio, però potete scegliere tra queste 5 quelle che potete venire. Naturalmente si inizia giovedì 8 novembre con l'inaugurazione del festival. Siamo in compagnia del sindaco di Irise Pio X e da lui ci facciamo un po' raccontare questo svolgimento di queste manifestazioni, perché vedo ben 3 appuntamenti. Nel primo giorno ci saranno 3 appuntamenti, appunto l'inaugurazione, quindi la presentazione del festival e la presentazione della legge regionale sui circoli enogastronomici che è stata fatta l'anno scorso e che per la prima volta regolamenta i circoli gastronomici, le confraternite, di cui anche l'Ingordo Confraternita del Musetto fa parte, e mette a disposizione anche delle risorse economiche. Ci saranno dei rappresentanti della regione che tra l'altro ha patrocinato e contribuito al festival, ci saranno i rappresentanti delle confraternite e poi ci sarà la possibilità di degustare il prodotto di una di queste confraternite, che è la confraternita della Soppressa di Bassano, la sera, per chiudere uno spettacolo di Francesca Gallo, che è un'artista molto interessante della provincia di Treviso, una fisarmonicista e ricercatrice culturale e musicale, che ci proporrà uno spettacolo dal titolo Filò, ovvero i racconti della Soppressa. Quindi bellissimo, abbiamo una giornata con 3 momenti importanti, direi diversi fra di loro, un momento più istituzionale di approfondimento, un momento edonistico in qualche modo, gastronomico. E un momento, diciamo, con la C maiuscola, è tutto cultura, perché qui parliamo di cultura enogastronomica, ma un momento così, appunto, con questo racconto, questo spettacolo di Francesca Gallo. Esattamente. Quindi in qualche modo, prima giornata, giovedì 8, avete già il programma, venite e naturalmente il sindaco vi aspetta e tutti gli amici della confraternita.